Diamo il benvenuto in studio a Guglielmo Cevolin, presidente dell'Historia Limes Club, grazie per essere con noi. Buonasera. Insomma, parliamo di energia e fotovoltaico perché anche su questo fronte ci sono degli interessanti risvolti che riguardano anche il Friuli Venezia Giulia. Sì, diciamo che in questo caso metto la giacca di docente universitario di diritto pubblico all'Università di Udine e di socio fondatore della associazione per la terza ricostruzione del Friuli. È un'associazione autonomista che cerca di ritirar fuori le energie della regione Friuli Venezia Giulia per una prospettiva autonomista anche nel settore dell'energia. Allora, certo. Intanto il dato che abbiamo di ieri praticamente, di l'altro ieri, cioè che la Corte Costituzionale si è pronunciata su una legge di quest'anno della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di grandi impianti fotovoltaici megawatt, sancendo la dichiarazione di incostituzionalità di alcuni commi di questa legge che hanno individuato delle aree, i siti UNESCO e così via, come aree nelle quali non si possono fare grandi impianti fotovoltaici. Questa legge è stata impugnata dal governo e la Corte Costituzionale, teniamo presente anche in che periodo siamo con l'emergenza energetica, ha detto ma la Regione Friuli Venezia Giulia non ha competenza in materia di energia, non può stabilire le zone nelle quali non si possono costruire gli impianti fotovoltaici senza rinviare a un'attività istruttoria che verifichi caso per caso, che è una cosa molto tecnica. Diciamo che poi c'è anche un altro ragionamento dietro, e cioè che la materia, diciamo, energia, che è di competenza di tutte le regioni dal 2001 in poi, e cioè la produzione, il trasporto, le reti di energia, sono una materia di competenza regionale, però le energie rinnovabili non possono, quindi la produzione di energia rinnovabile non impatta con la materia ambiente o la materia paesaggio, che sono materie di competenza statale. Perché? Perché l'energia rinnovabile è già a favore dell'ambiente e già a favore del paesaggio, quindi questo è l'indirizzo della Corte Costituzionale. Comunque noi come associazione per una terza ricostruzione del Friuli facciamo un'analisi da autonomisti e iniziamo a ragionare da un punto di vista tecnico in generale. Allora, prima da un punto di vista tecnico per i cittadini il Friuli non ha grandi agglomerati, si possono risolvere molte delle questioni energetiche, abitazione per abitazione, palazzo per palazzo, siamo diversi da Roma, Milano e così via. E quindi dei piccoli impianti fotovoltaici possono aiutare tantissimo a risolvere il problema, soprattutto tenendo conto di un altro accorgimento tecnologico che si sta verificando, cioè in questi 2 anni di pandemia c'è stato un grande avanzamento per lo stoccaggio dell'energia attraverso la tecnologia del nucleare, e quindi non imponendo più a chi ha l'impianto fotovoltaico, o riducendo molto a chi ha l'impianto fotovoltaico, poi l'utilizzo notturno di dover ricorrere di nuovo al fornitore centrale al quale deve conferire tutta l'energia che non utilizza durante il giorno. Sono tutti aspetti tecnici e noi cerchiamo però da questi aspetti tecnici poi di ricavare suggerimenti normativi alla Regione Friuli Venezia Giulia proprio per risolvere i problemi prima di tutto dei cittadini e poi anche delle imprese. Per le imprese c'è bisogno, adesso andrò a vedere la quantificazione degli importi per le imprese dichiarate dalla Zilli, che è una competente, brava e onesta amministratrice che stimo molto, e quindi vediamo se la quantificazione degli aiuti alle imprese riesce a coprire, ad aiutare veramente, tenendo presente che abbiamo il problema della concorrenza, perché tutta questa normativa poi europea in materia, europea in materia di energia ci impone la concorrenza, il che significa che non si potrebbe fare come hanno fatto i tedeschi, ma loro sono i tedeschi,
e comandano in Europa, quello di stanziare 200 miliardi di euro per favorire le proprie imprese. Questo non si potrebbe fare. Certo, siamo in un'emergenza energetica e quindi l'emergenza, come ha ricordato sempre il competente, opportuno e saggio Monsignor e Generale Santarossa, certo, consente poi di fare delle cose che normalmente non si possono fare. Torneremo sicuramente sul tema, intanto grazie Guglielmo Cevolini per A Gemona, domani venerdì, facciamo un convegno, certo. facciamo un convegno, eccola qua la locandina, proprio con questa associazione per una terza ricostruzione, con anche la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Zanin. Grazie Guglielmo Cevolini per essere stato con noi. Andiamo avanti, prima anzi di andare avanti, piccola pausa pubblicitaria, l'informazione di Telepordenone torna tra pochissimo. Grazie.